È con noi e dà inizio allo spettacolo la banda di Berchiolo. Raggiungiamo il direttore della banda, benvenuti. Vogliamo dire due parole su questa bellissima banda. Per esempio, l'età del più giovane elemento. Intanto quanti sono gli elementi? Prego, per il vostro pubblico. Comunque dovrebbe essere circa una sessantina, ma Circa, qualcuno ne manca perché l'influenza probabilmente l'influenza gira ancora purtroppo. Ecco, sì. Allora vediamo una sessantina di elementi, il più giovane e il più vecchio. Beh, il più vecchio non c'è. È influenzato. No, probabilmente Anche il più giovane. Comunque il più vecchio è già da 60 anni, da 61 anni che ci suona. Sì. E il più giovane dovrebbe avere su 10, 12, 15 Eccolo anni. lì il più giovane, ciao, complimenti. Vogliamo parlare del... Quando è nata questa banda? E con che stile? Nell'812. Che meraviglia. Sì. Possiamo dire che è una delle bande, no? Più vecchie del Friuli, senz'altro. Dobbiamo dirlo, sì, mi sembra giusto, sì, no? sì. Che cosa avete preparato? Forse la più vecchia, scusi. Forse la più vecchia. Sì, non tra le più vecchie, senz'altro più vecchia. Ecco, sì, ho sentito un mormorio, Sì. Qualcuno ha detto no, forse la banda del mio paese è più vecchia. Comunque non andiamo a sindacare su Comunque questo. sì. No. Vogliamo parlare del primo pezzo che abbiamo ascoltato. Allora, la più bella delle belle, mi pare. La più bella delle belle. Sì. E il secondo brano che andremo a ascoltare? Romanza di Beethoven. Ecco, e se lei permette, io vorrei dedicare questo secondo brano a una signora. A una signora che si chiama la signora Lola di Sequals, con tanti auguri da parte del marito e della compagnia del club dell'Udinese di Sequals, che è stata ospite ieri sera alla nostra trasmissione Gol. Facciamo Senz'altro, grazie. dedichiamo questa romanza allora. Senz'altro, grazie, ascoltiamo il secondo brano.
Grazie.